A tutti buon pomeriggio dall'Arcoveggio, convegno di corse di domenica 25 maggio. Prima corsa riservata ai gentleman, cavalli di 4 anni sulla distanza dei 1660 metri, sono 7, 1 Freya SL, 2 Ferdifan di Risaia, 3 Felicity AV, 4 Folgore F, 5 Fileppi, 6 Forgido in seconda linea, 7 Funky Gallo. Ferdifan di Risaia è la più appoggiata, vediamo le fasi di lancio, l'errore proprio di Ferdifan di Risaia, mentre si avvantaggia dall'esterno Fileppi che conquista in breve il comando. In vantaggio dunque Fileppi nei confronti di Felicity AV, mentre più indietro è Freya SL. Primi 200 in 14,8 e dopo 350 metri di gara, situazione tattica che non cambia, all'esterno c'è il tentativo di progressione di Forgido che si trascina Ferdifan di Risaia che proviene dalla rottura iniziale. Intanto i 600 vengono completati da Fileppi in 45,2 sul piede dell'1,15,3. In percorso esterno si impegna Forgido, alla corda è sempre Felicity AV nei confronti di Freya SL, mentre percorsi esterne viaggia ancora Ferdifan di Risaia che lascia in coda Folgore F, mentre è out Funky Gallo. 800 metri completati in 1,3,4. Cavalli ora all'altezza del chilometro che Fileppi percorre in 1,14,1. Seconda posizione lungo la corda per Felicity AV, cala invece Ferdifan di Risaia, 400 all'arrivo, con in vantaggio Fileppi, all'esterno ancora Forgido che si impegna, cerca di venire via in terza corsia, intanto Freya SL. Ultimi 120 metri di gara con Fileppi in vantaggio, ma viene forte centropista Freya SL e sul traguardo Freya SL vince nettamente nei confronti di Fileppi. Terzo posto ancora per Forgido, 1,13,6. Il ragguaglio conclusivo 29,8 a chiudere dopo un 29 e un precedente 29,2. Il successo quindi a sorpresa per Freya SL. In sediolo Alessandro Verga per conto di Max Castaldo.